È una giornata storica, Presidente, l'Euroregione diventa realtà. Da oggi siamo in presenza di una realtà giuridica, dopo 34 anni di Alpe Adria ereditiamo la buona dote di Alpe Adria, ma con i fatti rispondiamo, quindi rispondiamo con questa Euroregione, mettere assieme i Friuli Venezia Giulia, la Carinzia e il Veneto e avere in sala d'attesa, ma ormai pronte anche Slovenia e Istria, significa partire col piede giusto. Sempre più lontani da Roma nasce solo un soggetto giuridico e anche un soggetto politico che guarda a nord. Ma guardi, io rappresento una regione che ha avuto una diaspora delle nostre imprese, 7.000 imprese che se ne vanno dal Veneto, che cos'è se non è una secessione? La secessione la fanno queste imprese che decidono di andare via. Il governo, invece di pensare a nuove ingegnerie finanziarie per tartassare nuovamente i veneti, dovrebbe pensare a risolvere questo problema. Un'impresa di fronte al 68% di pressione fiscale qui da noi e a un'alternativa che ti parla del 20-25% che so, in Carinzia, sceglie ovviamente dove si paga meno, ma anche perché altrimenti non resta sul mercato. Quali 50 imprenditori il sabato sono andati proprio in Carinzia a vedere? Ma questi sono imprenditori che io non colpevolizzo, capisco che molte imprese hanno un'unica scelta, o andarsene o chiudere. Certo è che se ne vanno posti di lavoro, abbiamo 162.000 disoccupati, la verità è che la vergogna non la creano questi imprenditori, ma la crea Roma che sta lì a guardare senza agire. E Roma cosa dice di questa cosa allora? Ma Roma di questa Euroregione si è espressa solo con un provvedimento e oggi è nelle nostre mani e dimostreremo che questo provvedimento lo faremo valere. È un primo passo per del federalismo. Ma noi vogliamo vedere questa Euroregione come la possibilità di essere padroni a casa nostra, il che significa di condividere delle strategie comuni che sono transfrontaliere, la mia e quella di Renzo Tondo con la Carinzia piuttosto che con l'Istria e la Slovenia, visto e considerato che vi entreranno, e ovviamente portare avanti le prerogative dei nostri territori che non sono quelle magari del Mediterraneo. Quali saranno i punti su cui lavorerete per primi? Ma i punti sono molti, diciamo che abbiamo già in cantiere grosse iniziative, la prima in assoluto dal punto di vista infrastrutturale è rappresentata dal corridoio Baltico-Adriatico.